Sono partiti con la colonna mobile dei Vigili del Fuoco che ha lasciato Mestre sabato all'alba, direzione Genova, per cercare le ultime vittime del disastro di Ponte Morandi. Sono stati loro, i 4 vigili trevigiani della squadra ricerche, a recuperare l'auto su cui viaggiava un'intera famiglia, papà, mamma e figlioletta di 9 anni. Gli ultimi estratti in ordine di tempo da quell'inferno di cemento e acciaio insieme a un operaio della nettezza urbana. Uno scenario difficile che ha fatto seguito fra l'altro allo scenario di Bologna, dell'esplosione di Bologna, quindi siamo stati chiamati ad intervenire qui da Treviso nei giorni scorsi a Bologna e poi qui a Genova, su 2 scenari completamente diversi tra di loro, ma entrambi molto complicati. Uno scenario inedito per dimensioni del crollo, grandezza dei blocchi di cemento da spostare, cemento particolarmente compatto, in cui gli stessi pompieri dovevano fare attenzione a non ferirsi a loro volta. Abbiamo avuto cantieri con 400 persone, 400 colleghi che si sono avvicendati in fasi da 400, 300 e 200 e con questi numeri non abbiamo avuto fortunatamente nessun ferito tra di noi. Noi siamo arrivati che l'emergenza ancora non era finita, c'erano ancora delle persone da dover recuperare, quindi siamo stati indirizzati sui siti nei quali si presumeva che queste persone fossero. Dopo 4 giorni non c'era speranza di trovare altri sopravvissuti. Il recupero di genitori e bambina è stato impegnativo anche sotto l'aspetto emotivo. Poco importa se si fa questo lavoro da quasi 30 anni. Con il passare del tempo siamo più consapevoli di quello che facciamo, però i nostri interventi non sono tutti uguali, gli scenari non sono tutti uguali, però l'emotività è sempre la stessa, è sempre tanta. Vigili del fuoco tornati a essere ancora una volta degli eroi nazionali in questa emergenza, con striscioni di ringraziamento, post su Facebook e lunghi applausi ai funerali di Stato. Ci fa sempre piacere, però ci dispiace che questo piacere venga solo in questi momenti. Posso solo dire questo. A Genova nulla sarà più come prima e non lo sarà neppure per chi porterà con sé quell'esperienza professionale e umana. Vorrei ringraziare tutta la squadra, tutte le squadre, tutti i componenti solo per l'umanità e la professionalità che hanno dimostrato nel trattare i poveri resti umani che abbiamo rinvenuto.